Ciao Pamela. Ciao Laura. Allora, Ecco, prima di ammettere gli altri, facciamo che siamo solo io e te. che rossa che sono, aspetta che vedo di accendere una luce e sembro quasi un diavolo. Così magari non mi addormento neanche. Sono talmente tanto stanca, guarda Laura. Non No, dovrei dirlo, ma sono giornate pazzesche, pazzesche. come ti capisco, sai? Ti Ascolta, capisco bene. facciamo sempre la solita cosa, condivisione schermo. Che secondo me Mi adesso organizzo. però, aspetta, adesso ti attivo. Ecco, adesso dovresti riuscire. Mi dici se vedi condividi desktop? Sì, ok. Io vado su questo, vista, attività modalità tutto schermo. Me lo stavo ripassando, scusa. Certo, ma figurati. Bene. Perfetto. Vedi? Io vedo, esatto, ecco. Vedo pagina 1 di 88. Sì, esatto, un bellissimo giardino. È Ok, quello. perfetto. Allora, Perfetto. io stasera avevo preparato, diciamo così, come è costruito un giardino, nel senso, visti i vari stili di giardino, come facciamo un giardino oggi e da Bello. cosa è composto. Dai. Adesso non so, l'altra volta ho visto che non c'erano tantissime domande, quindi io vado come l'altra volta, voglio dire, non so se... Anzi, no, io devo... allora, se vedi che non mi ricordo di dire sta cosa che possono scrivere in chat, boh, magari dillo te, perché appunto anch'io sono molto stanca. Quindi ho in questo periodo della mia vita ho la memoria di un criceto, veramente. Bene, siamo in due allora. Guarda, per fortuna che io ho i figli grandi perché ho il terrore di dimenticarmi in macchina e dico sempre succede, mi chiamano perché... Ecco, capisci come siamo prese. Va bene, mentre poi ti stavo dicendo, ho visto gli orari per Villa Imperiale, la mia idea era preparare tipo 1 o 2 pagine di una 4, Sì. non tanto su, beh sì, su informazioni della villa, ma su una cosa in particolare che io avevo, sì, che avevo trovato su, non so se hai mai sentito o se hai mai visto le prese del Brenta a Bassano del Grappa. Sai che no? Allora, è una cosa molto interessante. Un po' di anni fa il consorzio di bonifica le ha restaurate e ha invitato l'ordine degli agronomi. Siccome io ero più vicina, il presidente mi ha detto: ma dai, vai tu a presenziare. Sono andata. Un posto bellissimo, un sogno proprio, con queste vecchie chiuse. E ci spiegava appunto come nel 600 i vari proprietari della pianura avevano chiesto di creare i canali per andare a irrigare i propri campi. Ma E lì c'è anche il primo che fa questo, è questo Soranzo Cappello, che poi è il primo proprietario della Villa Imperiale. E quindi c'è tutta questa storia qui che magari è sconosciuta, diciamo, anche a bella. chi è del mestiere, perché è proprio... E allora pensavo di mettere, come ho 2 foto, fate col cellulare, veramente Sì, oscene, però insomma 2 indicazioni, così gli rimane anche un ricordo, diciamo, di cosa bello, siamo andati a vedere. assolutamente, certo. Ecco, Se buon, vuoi basta. magari inviarmelo, che ne so, 3-4 giorni prima, così ho il tempo di andarlo a stampare Ah, eventualmente. va bene, ok. Mm? Mm? Sì, 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 se no lo stampavo io, insomma, non so proprio. Sì, ma poi... Vabbè, dipende quanta gente c'è, perché dopo magari non ne sei 30 persone a turno e allora... Ecco. Guarda, ho visto diverse iscrizioni, poi vai te a sapere, che dopo non è che riesco a tenere sempre sotto controllo le iscrizioni, però sì, ho visto qualcuno che si è iscritto, insomma, cioè più di qualcuno, insomma. Tra l'altro è bello perché ho visto che appunto chiude alle 8, quindi siamo perfetti proprio con l'orario. Sì, vabbè, casomai quando hai i numeri esatti, siccome ho comunque un contatto lì in comune, posso anche avvisare che faccio sta roba e che magari Certo. sì, ci aspettino. Sì, certo. Sai cosa, visto che ti ho qua? Hai bisogno di un microfono? Perché stavo pensando, perché io ne ho uno.
Mamma mia, adesso non mi fai una domanda. Cioè, il tema è sempre quante persone, perché parlare fuori all'aria aperta, ovvio che la voce si disperde un Ah, sacco. Però se sì. sono tipo 10-20 persone che si mettono attorno a te, non serve. Se sono di più, di 20 persone a turno, allora là comincia a essere magari... Sì, per me in realtà, secondo me, il numero discriminante è 15 in realtà. Ecco, va bene. Sì, 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 perché se cominciano ad essere già una ventina, più che altro non è che hai una sola visita, è che ne hai tante, capito? E non vorrei che alla fine arrivassi, oltre a essere sgolata, anche molto stanca, perché chiaramente poi Ah, sì, sì, anche quello. parlare ad alta voce già sarà stancante, capito? Fare più di un turno. Quindi stavo pensando eventualmente che ci sia io o ci sia qualcun altro, riusciamo in qualche modo a procurarti il mio microfono, ecco. Va bene, ma Ah. insomma ci sentiremo i giorni prima. Aspetta che Esatto, esatto, la esatto. luce un po' scena che ho. Che, vabbè, no, insomma, va un po' meglio. Insomma, come pare. Va bene, dai, senti. Che posso tirarmi via sta aria da stanca che ho, quindi vabbè. Guarda, non ti preoccupare, siamo in due. Tu considera questo. Veramente, guarda, io sono tornata dal tirocinio alle 5, quindi mi sono messa subito a fare una Ecco, relazione. un'altra cosa che mi era venuta in mente, perché oggi, per esempio, nelle foto, nelle immagini, mentre l'altra volta erano tutte immagini, abbiamo male prese da internet, così, ci sono un sacco di foto di giardini miei privati, quindi A, di case private, B, anche di cose della sovrintendenza, perché poi ho messo dentro anche un restauro. Beh, l'uso è sempre interno vostro, mi raccomando, io non l'ho scritto, ma non vorrei che dopo succedessero casini di immagini che girano. Magari lo diciamo però, diciamo dico anche questa cosa qua, chiediamo la cortesia insomma di non fare foto, di non fare screenshot, Esatto, brava, perché grazie. specie in questa serata qua, proprio per i motivi che dicevi, insomma. Sì, Ok, sì. perfetto, benissimo, perché alla fine, vediamo non so neanche se ci arriveremo, però ho pensato di presentare anche il cimitero di Brion, che comunque è un cimitero, ma è stato concepito come un giardino, quindi, vabbè, mm, queste sono foto, per esempio, di Bellissimo. quando ho fatto il restauro del giardino delle sculture, sempre di Scarpa in Biennale, queste sono foto coperte ovviamente da... Magari sì, diciamolo, sì, sì, assolutamente. eh. Bellissimo, veramente, Pamela, hai fatto questa cosa, mamma mia. Wow. Quindi tu devi sapere che la mia prima Sì, laurea è vabbè. in design e la seconda che sto per prendere in terapia occupazionale. Quindi, Bello, brava, doppia laurea, bravissima. quindi sono molto wow. Bene, bene, mi fa piacere. Guarda, noi stiamo finendo in questi giorni di lavorare lì al cimitero Grion. Ma dai, Sì, vabbè, là è sempre un bagno di sangue perché c'è talmente tanta gente che pesta, che passa, che fa. Vabbè. sì, vero? Mm. Che Sì, non bello. riescono a capire che non dovrebbero camminare sui prati, ma del resto, vabbè. Sì. Ascolta, comincio ad accettare un po' di gente Sì, e comincio anche a mutarli. aspetta che io metto, anch'io mi muto, mi dai tu l'ok quando... Certo. Buonasera.
Salve, c'è qualcuno che sta condividendo il proprio schermo. Riuscireste a disattivare, per favore? Grazie. Salve a tutti, aspettiamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo. Grazie. Eccoci. Salve a tutti, grazie mille per essere qui al secondo incontro. Siamo qui con Pamela per appunto l'ultimo in realtà dei due incontri con lei online. E poi vi ricordo che l'uscita sarà il 12 di giugno. Siamo usciti con l'evento, quindi se volete prenotarvi lo potete già fare. Abbiamo anche diversi, come nostro solito, diciamo, diverse slot e turni, diciamo, per prenotarsi. Allora, vi ricordo che se vi viene in mente qualche domanda, potete utilizzare la chat. E un'altra cosa, in questa specifica serata vi chiediamo la cortesia di non fare foto o di non fare screenshot, perché i giardini che Pamela ci mostrerà stasera sono giardini privati, quindi chiaramente diciamo
ci chiede la cortesia, insomma, di guardarli, di ammirarli, insomma, ma che rimanga, diciamo, una cosa tra di noi, ecco. E basta, direi, lascio la parola a te a questo punto, Pamela. Grazie Laura e buonasera a tutti. Spero mi sentiate bene, che adesso nel momento in cui faccio condividi schermo riuscite a vedere tutto. Aspetta, datemi un cenno. Te lo do io, tranquilla. Ecco qua. Ho la porta dell'ufficio aperta, ditemi se dà fastidio, in questo momento sta passando un aeroplano, quindi non so se l'audio potrebbe essere disturbato. Ok, adesso noi vediamo la prima pagina, sai? Ok, l'audio è buono, sentite rumori di sottofondo? No, sentiamo bene, l'unica cosa, adesso che hai condiviso lo schermo, l'audio è un pochino come metallico, non so, però penso che magari vediamo andando avanti, dai. Ok, allora mi sa che è meglio che chiudo la porta, scusate. Eccomi qua, benissimo. Allora, intanto buonasera, spero che foste tutti presenti alla prima lezione perché stasera parlerò ancora di giardini, ma non più di stili, così di giardini, ma di come è composto e formato un giardino. Allora, beh, questa era la presentazione che c'era anche nella prima lezione, giusto per presentarmi a chi di voi non mi conosce. Quindi nasco in una famiglia di vivaisti, mi sono laureata alla facoltà di agraria, poi un tirocinio a Lisbona alla ProApp, un corso di Lean Garden e un master di architettura del paesaggio, giusto per dirvi chi sono. Allora, anche questa è una piccola riassunto della lezione dell'altra volta, ho estrapolato i punti salienti di quello che è il giardino classico, il giardino pittoresco e il giardino zen. Quindi il giardino classico è il giardino all'italiano, il giardino rinascimentale, quello pittoresco è quello un po' più naturalistico, detto all'inglese, e il giardino zen è quello che ci arriva da una tradizione di tipo orientale e si discosta molto da quella che è il nostro immaginario di giardino. Stasera appunto vi dicevo che toccheremo, diciamo con mano, andremo a vedere esattamente come si compone un giardino, cioè quello che noi sott'occhio vediamo tutti i giorni, dai giardini pubblici ai giardini privati, ai parchi, e che è frutto di tutte quelle conoscenze che vi ho fatto vedere nella lezione passata, date da architetti, paesaggisti, giardinieri, vivaisti, che compongono una parte di uno spazio più o meno grande, avendo tra le loro conoscenze tutte quelle informazioni per far, diciamo così, coesistere specie botaniche e elementi architettonici. Quando parliamo di giardino di solito pensiamo sempre a qualcosa di estremamente naturale, l'abbiamo visto anche l'altra volta quando abbiamo fatto quell'excursus. In realtà il giardino è tutt'altro che natura, nel senso che di fatto è sempre costruito e gestito dalla mano umana o dalla mano di un popolo, o dalla mano di una città, di un amministratore in questo caso. E abbiamo visto che può essere più o meno, diciamo così, artificiale e quindi con l'inserimento più presente o meno presente di elementi architettonici. Queste sono due immagini di due miei giardini, uno piccolino in centro qui a Cittadella, l'altro invece un giardino di paesaggio in provincia di Padova. E questo per farvi capire che sempre l'aspetto verde c'è, ma da una parte è molto costruito perché siamo in pendenza sulle rive dei fossato di Cittadella, dall'altra parte invece abbiamo la natura che quindi ci permette anche di avere le piante lasciate
in forma assolutamente naturale e libera. Allora, come vi dicevo, quando uno pensa al giardino e a questo spazio e come va, diciamo così, organizzato, deve tener conto di un'infinità di caratteristiche. Quindi io le ho così, ve le ho segnalate in maniera puntuale, giusto per cominciare a dare il limite dell'area di movimentazione, insomma, di chi costruisce un giardino. Allora, sono i confini e le linee divisorie. Solitamente un giardino è uno spazio ben delimitato, vi ricordo il famoso orto concluso che abbiamo visto per i giardini medievali. Non tutti hanno la possibilità di avere un giardino aperto sul paesaggio, sulla campagna circostante. Ce ne sono alcuni, ma non tutti. Gli ingressi, le aree pavimentate. Le aree pavimentate sono anche, non sempre, ma spesso coincidono con i percorsi, come ci si muove all'interno di questo spazio che noi chiamiamo giardino. I dislivelli, i volumi dell'edificato ovviamente, e tutto quello che non vediamo perché sta sotto, ed è l'impiantistica, illuminotecnica e irrigua. Sì, questa è un'altra immagine del giardino, diciamo quello più naturale, che vi faccio vedere prima, e qui ci sono la contrapposizione di due grandi alberi. Una è una quercia monumentale, quindi una farnia tipica della pianura padana, è una pianta monumentale, quindi ha tantissimi anni, e l'altro invece è un classico Pinus pinea, piantato negli anni 70. E questa è una bella immagine perché mette in relazione quello che c'era, diciamo così, endemico nella pianura padana, e quello che invece è arrivato per scelta stilistica negli anni 70, chi ha fatto per primo questo giardino che io poi ho ereditato. Questa è un'altra immagine invece del Golfo di Asiago, dove diciamo così l'aspetto è naturale, e queste masse di alberatura sono disposte in maniera, sembra casuale, ma in realtà tutto organizzato da mano umana per ovviamente far fluire il gioco nel migliore dei modi. Questo per dirvi che il giardino è formato, per la maggior parte appunto organizzato, da elementi vegetali che non sono tutti uguali, ma che hanno delle valenze differenti. Allora qui ve le ho segnalate, tipo il prato, le siepi, i rampicanti e i ricadenti, le bulbose e i perenni, gli arbusti e gli alberi. Allora, un giardino può essere anche formato semplicemente da un prato e da un grande albero, cioè due di questi 6 elementi che vi ho elencato e fanno già un giardino. Oppure una grande siepe che mi chiude dal circondario e un prato di narcisi. È già un giardino, no? È già uno spazio aperto che un utente può vivere, può usare. Ovviamente sono molte altre le considerazioni da fare, nel senso che albero, che prato, che tipo di bulbo. Sono tutte informazioni che, o meglio informazioni, sono tutte considerazioni che prende il progettista nel momento in cui si approccia alla costruzione del giardino. Non deve per forza essere un progettista, adesso io parlo ovviamente da paesaggista, è la mia figura e quindi mi sento presa in carica, ma in realtà anche una persona che decide di organizzare il proprio spazio, il proprio giardino, deve avere un minimo di conoscenza, e se non ce l'ha, aver la voglia e la passione di provarci e di mettersi un po', come posso dire, in una situazione un po' di di mettersi a leggere, a guardare, a osservare e non fermarsi magari alla prima cosa che vede per strada: ah, mi piace, la pianto nel mio giardino. Ecco, questo non è quasi mai sinonimo di riuscita per uno spazio così vivibile, godibile, senza grosse problematiche. Bisogna sempre metterci anche un po' di conoscenza dietro. Allora, adesso li ho così analizzati uno a uno, e quindi gli alberi
Che cosa si intende per albero? Anche qua mi capita spesso di vedere che le persone mi dicono vorrei quell'albero e poi scopro che magari è un cespuglietto. Allora, per albero si intende una specie botanica che ha un tessuto legnoso, quindi ha un tronco e si sviluppa oltre una certa dimensione di altezza. Poi la forma che avrà quell'albero non è necessariamente tronco dritto e la chioma, potrebbe essere anche una forma a ceppaia, quindi con più rami che partono dal basso, potrebbe essere una forma toppiata o a bonsai e si distingue dall'arbusto proprio per questa cosa del tessuto legnoso e della dimensione, perché anche gli arbusti lignificano. Non so, vi faccio pensare all'Olean fragrance, forse è uno dei cespugli più conosciuti, o anche all'oleandro che vediamo nella foto. È comunque un arbusto che lignifica e quindi ha un tessuto che va a legno, ma per dimensione non viene mai considerato albero, ma appunto arbusto. Entrambi alberi e arbusti si dividono in sempreverdi e spoglianti. Mi sembra un'informazione abbastanza facile. Spoglianti perché durante l'inverno perdono le foglie, vanno in una sorta di riposo vegetativo, sempreverdi quando invece mantengono il loro habitus e tengono le foglie anche nella stagione più fredda. No, sto tornando indietro, scusate. Oddio, c'è qualcosa che non va, forse era un doppione. Rampicanti e ricadenti, e bulbose e perenni. Allora, tra le specie rampicanti e ricadenti, intanto sono molto di moda, diciamo così, con l'avvento delle pareti vegetali, questi famosi giardini verticali, non so se conoscete o se avete visto, però sono delle piante che magari radicano in pochissima terra e hanno questa crescita, comportamento ricadente, oppure piantate in terra possono sviluppare dei sistemi di ancoraggio o di attaccamento, diciamo così, a delle pareti. Anche su questo tema vedo che c'è tanto bisogno di distinguere alcune cose, nel senso che magari mi chiedono, vorrei una rosa rampicante. Ok, però la rosa non ha nessun tipo di sistema di arrampicaggio se io la voglio posizionare su un muretto, per esempio. La devo aiutare col classico chiodino, vite, occhiello, tirare una sorta di cavo o di filo e poi legarlo manualmente. L'unico modo in cui una rosa potrebbe arrampicare da sola è nella forma delle banksie o delle rambler, sul tronco, sulla chioma degli alberi. Non so se vi è mai capitato di vedere grandi alberi ammantati dalle rose banksie piuttosto da altre specie botaniche che hanno una vigoria molto importante, per cui gettano questi lunghi getti che vanno praticamente ad ancorarsi ai rami degli alberi e così scavano la struttura albero. Però appunto su un muretto va accompagnata. Se io ho un muretto da ammantare e voglio che un rampicante faccia da sé, devo trovare qualcosa che abbia delle radichette aeree, cioè che sviluppa lungo il tronco dei peletti, delle ventosette, qualcosa che si ancora da solo sulla struttura per poterla coprire e ammantare. Ovviamente anche tra i rampicanti e i ricadenti si dividono tra sempreverdi e spoglianti. E poi veniamo alle bulbose e le perenni. Bulbose sono tutte quelle specie da fiore che hanno tutto il loro, diciamo così, fa bisogno per germogliare all'interno di un bulbo, quindi faccio pensare ai narcisi, ai tulipani, alle iacintoide, agli agli per venire a una fioritura estiva. E alle perenni invece sono tutte quelle specie erbacee, quindi con fusti verdi che non lignificano e che portano di solito un sacco di colori e di fiori durante l'estate. Anche quelle si dividono tra sempreverdi e spoglianti. Ecco, questo è un esempio, per esempio, di
di un giardino in cui si intravede la struttura sulla quale abbiamo fatto arrampicare una rosa. A destra la Moscalbò, a sinistra la Purple Skyliner, ma dietro c'è questa tamponatura invece in legno dove c'è il Parthenocissus tricuspidata, la classica vite americana, e lei ha questa caratteristica che vi descrivevo prima, che è quella di ancorarsi, di attaccarsi alle superfici, e là vorrei dire a qualsiasi superficie, tranne al vetro, con queste ventosette e da ammantare praticamente qualsiasi superficie. Questa immagine invece è un Clematis Armandii Apple Blossom, è un rampicante sempreverde, fioritura molto copiosa a primavera e molto profumata, e anche questo ha bisogno di una struttura per ancorarsi, perché non ha né radichette aeree né viticci. Questi sono una bordura lungo una piscina, una vista aerea di una piscina in centro a Padova, tra l'altro questo giardinetto, e c'è questa bordura che è appunto composta da rose, da mirti, quindi due tipi di arbusto, la rosa che è un arbusto spogliante, il mirto che è un arbusto sempreverde, e alla base della Stachys bizantina, che è chiamata orecchie di coniglio perché sembra una salvia molto, molto pelosetta. Ok, queste sono sempre altre immagini di bordure, di piccoli cespugli. Anche questo è un albergo, un'azienda agricola con albergo annesso, in cui c'è questo viale che divide due appezzamenti di vitigni, e formata dall'albero, ok, in questo caso è un ciliegio da frutto, e poi sotto una bordura data da una rosa, quindi cespuglio spogliante, e poi da queste erbacee perenni sempreverdi. Ci sono lavande, artemisie e rosmarini. Ok, altri due elementi, come dicevo prima, del giardino sono il prato e la siepe, forse sono quelle che vengono più richieste in assoluto quando uno comincia a metter mano al proprio giardino. Uno perché intende magari chiudersi ed avere un po' di privacy, e l'altro è ovviamente per non avere terreno nudo così a disposizione delle infestanti che arrivano portati dal vento e dagli uccelli. Anche qui il tema del prato è un tema molto tosto, perché poi va a cozzare con la gestione e la manutenzione che possiamo dedicare al giardino, quindi che tipo di seme andare a seminare, che tipo di gestione, che tipo di taglio. Su questo tema del prato, molto interessante sono l'arrivo dei prati naturali, diciamo così, o dei prati fioriti, quindi miscugli non più di erbetta fine, ma anche di fiorellini che durante la stagione possono portare un po' di colore. Ovviamente il prato, questo secondo tipologia di prato, deve essere tenuto molto più alto. Le siepi. Anche qua la siepe di solito ha sempre una connotazione un po' brutta, nel senso che è sempre quella che sta sul confine, quella che deve crescere velocemente, quella che magari ci fa litigare col vicino per l'altezza, per questo, perché sporca. Ne sento un po' di ogni tipo, però è anche quella che mi dà il disegno e l'ossatura del giardino. Noi non dobbiamo pensarla solo ed esclusivamente come limite di chiusura, ma può essere anche proprio utilizzata per creare delle piccole stanze, per creare dei vedo non vedo, dei separé all'interno del nostro giardino. Le ho divise tra siepi formali e informali, e qui ci sta il tipo di manutenzione, cioè se la teniamo in forma obbligata, quindi potata nella classica forma a parallelepipedo, insomma, oppure informali, quando lasciamo che la specie che abbiamo scelto per la nostra siepe possa avere un portamento un po' più così naturale.
Ecco, ovviamente in base alla dimensione del nostro spazio noi possiamo avere siepi lineari, doppie e a quinconce. Allora, la siepe lineare ovviamente è la classica siepe in linea, con un sesto di impianto di solito molto ravvicinato perché deve chiudere molto spesso in velocità. Doppia è quando possiamo giocare e creare una doppia siepe, quindi una un po' più vicina al confine, una magari più interessante, più decorativa all'interno. A quinconce invece quando giochiamo magari con la stessa tipologia di specie, ma possiamo sfalsare le piante ed avere quindi un siepone di divisione o insomma di formazione di una stanza di spessore. Questo vi ricordo che per esempio le siepi hanno, oltre a una questione visiva di privacy, ci aiutano molto con l'abbattimento dei rumori e delle polveri sottili, quindi hanno anche una valenza, poi come tutto il giardino, insomma, di tipo insomma di salubrità dell'aria. Ecco, allora questo è sempre il giardinetto che vi descrivevo prima, in centro a Cittadella, lungo le mura, è molto piccolo e pende verso il fossato di Cittadella, quindi è appunto in pendenza, è molto inclinato, ed è praticamente un giardino formato di siepi. Un po' le avevo trovate quando sono arrivate, quando mi hanno chiamato insomma, per sistemare il giardino, e un po' le abbiamo inserite nuovamente per creare questa specie di prato inclinato, ma con un'inclinazione non troppo forte da permettere di essere calpestato, di sedersi, di sdraiarsi, di viverlo, altrimenti era una parte di giardino tutta quanta inerbita e piantata con arbusti, ma che non veniva mai utilizzata dalla proprietà. Anche questo è un altro piccolo giardinetto in centro a Cittadella, questa volta siamo sotto alle mura storiche, anche qui un intervento proprio piccolissimo, ma molto attento anche questo con queste doppie siepi, pitosfero e tasso, la creazione di queste piccole scalette che permettono di andare sotto le mura e di utilizzare una parte di giardino che altrimenti non sarebbe stata utilizzata. In questo caso la siepe nella parte alta del giardino ha anche la funzione di parapetto, un giardino che viene utilizzato anche da bambini, quindi ha anche questa funzione di sicurezza. Ok, abbiamo visto di che cosa è formato un giardino, ma di ognuna di queste categorie noi troviamo una quantità di specie infinite. E allora qual è la specie che è più corretta, che fa il caso nostro o che ci fa vedere e dire di quel giardino wow, che bello, com'è armonioso, com'è bello. È quando si sceglie fondamentalmente la specie giusta per quel terreno, per quel clima, per quell'esposizione e per quella, diciamo così, tipologia di utente e di committente. Ecco, quindi dobbiamo tenere in considerazione dove siamo, che tipo di clima, il tipo di suolo, la tessitura, la resistenza alla siccità, al calore, al vento, all'inquinamento, ai costi di gestione e poi vabbè ai valori architettonici degli esemplari o alle caratteristiche intrinseche. Queste sono le classiche richieste. Vorrei un grande albero davanti alla finestra della cucina, oppure vorrei una fioritura in quel periodo perché è il momento che sto in giardino di più. Quindi sono tutte caratteristiche che vengono tenute da conto nel momento in cui appunto si va a creare un giardino. Nella scelta delle alberature, quindi partiamo dalla capostipite di quegli elementi che formano il giardino, che sono gli alberi, che cosa dobbiamo osservare e considerare nella scelta di un albero per il nostro giardino? Allora, innanzitutto l'ombreggiamento che ne può derivare, quindi le dimensioni delle foglie. Dobbiamo sempre tener conto che un albero
per la sua crescita deve avere una determinata distanza dai confini a seconda del codice civile e poi una distanza da quelli che sono i fabbricati, quindi la nostra casa, in virtù poi del fatto anche di alcune informazioni. Perde foglie durante tutto l'anno, quindi grondaie che si potrebbero intasare, oppure è una chioma che diventa grandissima e sopra ho il fotovoltaico. Cioè sono tutte informazioni che uno deve considerare nel momento in cui va a scegliere un albero e deve sapere a che altezza arriverà quell'albero a maturità, perché poi quando uno va al vivaio non trova una pianta già matura, trova delle piante in fase di allevamento e la può comprare più o meno grande, solitamente sono in vaso, e nel momento in cui però poi viene messa a dimora, da lì si svilupperà e avrà e acquisirà le dimensioni finali. Bisogna tener conto, vabbè, della longevità, è un discorso che facciamo noi tra colleghi, ma a pochi importa, nel senso che la dimensione della vita media di un albero poco c'entra con quella di noi umani. Dire che un albero ha una longevità bassa, per esempio i ciliegi da fiore, 50 anni, capite bene che magari almeno i miei clienti mi dicono, ma non importa, dopo 50 anni mio figlio lo cambierà o farà qualcos'altro. In realtà dico sempre che quando uno sta per costruire un giardino sta anche costruendo qualcosa che potrebbe anche rimanere nel tempo e lasciarlo ai figli e ai nipoti, e quindi è anche bello, no? Dire quest'albero l'ha piantato mio nonno, è qui da X anni, e vederlo crescere e attraversare le storie delle famiglie. Le allergenicità, questo è un tema, vabbè, un po' così, nel senso che spesso me lo chiedono, ho il figlio allergico, non vorrei avere questa pianta davanti, quest'altra, però è anche vero che poi magari il vicino, la strada, oppure la natura stessa, pensate ai carpini e ai noccioli, ce ne sono, quindi bisogna anche un po' abituarci a queste cose qui. E poi l'altezza, adesso la manutenzione e vabbè, problemi a imbrattare, sporcare, che vi dicevo. No, volevo descrivervi, allora, c'è una slide forse dopo, sull'altezza le alberature vengono suddivise in alberi di prima, di seconda e di terza grandezza, vediamo se c'è, eccola qua. Allora, queste sono delle misurazioni ovviamente convenzionali scelte dall'uomo, per dire che un albero è di prima grandezza vuol dire che a maturità, e ovviamente nel suo ambiente naturale, raggiunge una altezza che supera i 25 metri. Qui dovete immaginare le grandi piante come le querce, i cedri, i pioppi. E poi abbiamo gli alberi di seconda grandezza che sono nell'intervallo tra i 10 e i 20 metri, e poi gli alberi di terza grandezza che sono sotto i 10 metri. Qui sotto i 10 metri vi faccio questa piccola postilla che alcuni arbusti potrebbero raggiungere appunto 6-7 metri, quindi vengono considerati o grandi arbusti o grandi arbusti o piccoli alberi, quindi alberi di terza grandezza. Torno indietro per farvi osservare che l'elemento, scegliere l'elemento di prima grandezza per un giardino di piccole dimensioni comporta ovviamente un sacco di problematiche. C'è la mancanza di progettazione e la scarsa conoscenza di come sarà l'albero a maturità fa succedere questa cosa di questa immagine, quindi l'albero viene capitozzato, quindi viene tagliato in maniera indiscriminata e non abbiamo risolto niente, perché ci ritroviamo con un albero brutto da vedere, che diventa pericoloso a causa di questi tagli. Tanto varrebbe abbatterlo e scegliere una specie arborea più adatta alle dimensioni del giardino che abbiamo, dello spazio che abbiamo. Allora, faccio un escursus sempre molto veloce su quello che sono le alberature.
Anche il portamento, cioè l'habitus, non solo l'altezza, è molto importante. Se io voglio creare una zona d'ombra per mangiare fuori, dovrò scegliere una pianta che ha una chioma allargata. Se invece devo fare un viale in cui magari passo con un mezzo perché non so, c'è l'attività di famiglia in cui passano dei camion grandi, dovrò scegliere delle chiome fastigiate o rastremate più strette in modo da non essere intercettate magari dal passaggio dei mezzi. Queste caratteristiche sono, diciamo così, fanno parte della tipologia di ramificazione che hanno alcune piante, quindi monopodiale o simpodiale sono due grandi famiglie che dividono la forma di crescita di alcune piante. Vi racconto questo piccolo, così magari vi aiuta a capire. Una specie monopodiale vuol dire che ha sempre solo un unico apice ed è la classica forma dell'abete, del cedro. E se voi vi è capitato insomma di poter osservare questa cosa, il cipresso, quando viene tagliata la punta, cosa succede? Che attorno al taglio si sviluppano tutta una serie di gemme che hanno quella, diciamo così, memoria, cioè vogliono tornare a diventare apici e quindi vogliono mantenere quella forma monopodiale. Quindi comincia un affastellamento di rami, poi uno ne prende diventa più forte degli altri e diventa di nuovo l'apice della pianta. Questo appunto vi aiuta a capire le forme delle chiome in base alle vostre esigenze per il vostro giardino. Ecco, queste sono appunto due tipologie. Uno è un cedro, quindi ramificazione monopodiale. A destra il Celtis australis, che viene detto anche bagolaro, che è diventato un po' tipico della nostra pianura, pur essendo pianta non autoctona, ha una forma invece simpoidiale, quindi una chioma allargata in cui in cima tutte le gemme hanno la stessa gerarchia, non ce n'è una che prende il sopravvento sulle altre. Ok, qui vado un po' veloce perché avevo messo una serie di informazioni sui difetti che potete trovare in commercio sulle piante. Bisogna sempre stare attenti a che tipo di apparato radicale hanno, che tipo di chioma, con la linea guida, con le ramificazioni di primo e di secondo grado, una buona gerarchia, che non abbiano tagli di un certo tipo, però immagino che questo magari possa essere anche saltato. Ecco, alberi possono essere allevati appunto in contenitori o allevati in campo, tra virgolette, e quindi poi vi vengono venduti nella zolla. Noi possiamo piantare le piante in contenitore, diciamo così, quasi tutto l'anno, mentre le piante che hanno un apparato radicale, sono in zolla, vengono lavorate solo e esclusivamente nel momento di riposo vegetativo della pianta, quindi di solito tra novembre e marzo. Queste erano appunto delle informazioni che volevo darvi, ma magari sono un po' noiose, quindi ditemi e salto direttamente agli arbusti. Anzi no, a questo esempio di giardino. Allora, il giardino, quello che vi dicevo prima, in provincia di Padova, è un giardino, diciamo così, naturalistico, paesaggistico, perché siamo in mezzo alla campagna. Abbiamo la fortuna di avere come confine, diciamo così, in alto un fiume, che è il Pergola, e avere la possibilità di sfociare la vista sulla campagna. È stato realizzato nel 2013, questo era il progetto iniziale, quindi una suddivisione tra prato fiorito e prato comune, una serie di siepi, di viste, di orti. Questo è quello finale in cui c'è l'inserimento dell'orto. E queste sono un po' le costruzioni nel tempo, quindi prima le siepi, poi gli alberi, alcuni alberi ovviamente già c'erano nella presenza del giardino di prima.
bloccato. Questo è l'albero monumentale che era presente nella proprietà, che è la Farnia. La dimensione della pianta con il camioncino in basso a sinistra vi dice quanto enorme è questo esemplare. Quindi quello che vi dicevo è un albero di prima grandezza, no? Quindi questo cresce lì da veramente centinaia di anni. Ha avuto la fortuna di arrivare ai giorni nostri perché era in mezzo alla campagna, nessuno l'ha mai disturbato, adesso è stato inglobato in questo giardino e gli è stata data anche la degna attenzione. Queste sono immagini del prato fiorito. La differenza che vi dicevo prima tra un prato classico e un prato invece con delle fioriture, quindi che può essere un po' più alto, che viene sfalciato meno, che ci permette anche di utilizzare meno acqua per essere irrigato, che diventa anche un piccolo serbatoio ecologico perché attira un sacco di insetti, aiuta gli insetti impollinatori. Questa è la costruzione dell'orto. Ecco, queste sono appunto immagini che avevo fatto con un fotografo che aveva il drone, è un'immagine in cui si percepisce la costruzione del giardino e della possibilità di viste sul paesaggio, sul fiume e anche la suddivisione tra i prati, le aiuole, gli arbusti, le siepi. Queste sono le immagini della costruzione delle siepi, delle bordure, scusate. Sotto a destra sono rose con stipa, nepeta e salvia caradonna, un'immagine di prima com'era e dopo com'era, anche queste. Quindi è una composizione, quella del giardino, con siepe retrostante, diciamo così, che chiude, che mi dà mi dà la privacy su quello che è l'intorno, poi i grandi alberi, che in questo caso quelli della foto c'erano già, e poi la costruzione della bordura con arbusti, erbacee, bulbi, in questo caso non sono bulbi, sono rizomi di iris, ma è sempre comunque una sorta di radice che viene posizionata e poi si sviluppa. Sempre foto della costruzione di questo giardino. Queste sono le siepi, anche in questo caso, che funziona un po' da parapetto del giardino rialzato che guarda verso la campagna. Questa è una siepe di tasso con una bordura tappezzante di erigero. Ecco, questa è l'immagine in cui si percepisce la presenza del fiume. E questa è un'immagine notturna, invernale, in cui si vede la chioma della quercia. Altro esempio di un giardino un po' più formale, diciamo così, questo è un albergo, siamo ad Abano, la composizione qui è particolarmente articolata, nel senso che abbiamo i giardini pensili, che sono le coperture di tutti quanti i tetti che sono visibili dalle camere. Sì, vi ho dato in basso a sinistra una suggestione di qual è stata l'idea. Burle Marx è un paesaggista brasiliano che lavora con queste linee un po' diciamo grafiche, ecco, e con queste masse piene di ghiaini, di vegetazione ovviamente lussureggiante come quella del Brasile, e mi è servito un po' per disegnare il pensile di questi tetti. Queste sono le immagini di costruzione. Allora, anche il pensile è, come vi dicevo l'altra volta, i giardini di Babilonia ci arrivano dal passato come un esempio delle 7 meraviglie del mondo e di questi giardini costruiti sopra le architetture. Famosissimo è diventato negli ultimi anni il Bosco Verticale di Milano, ed è praticamente fare verde dove non abbiamo possibilità di avere verde, cioè su pochissimi centimetri riuscire a ricostruire un piccolo ecosistema in questo caso sono delle tappezzanti, delle striscianti, perché non possiamo avere niente di più alto, non ci sono piante che possono pensare di alzarsi sopra una certa dimensione affrancando le radici semplicemente su 20 centimetri.
Queste sono informazioni tecniche su come si costruisce un pensile, le immagini del prima e del dopo. Le pavimentazioni, come vi dicevo, è importantissimo quando si progetta un giardino poter girare e utilizzare, vivere il giardino in ogni suo spazio. Questo lo si fa sia nella bella stagione ma anche nella stagione non migliore, quindi pensate a uscire dopo una pioggia o dopo un lungo periodo di piogge, quindi i percorsi diventano parte integrante della formazione di un giardino. In questo caso, vabbè, è un albergo, quindi ha una valenza ancora più importante perché l'ospite c'è praticamente tutto l'anno e utilizza il verde tutto l'anno. Sulla foto di sinistra si vedono gli scavi per l'impianto di irrigazione e impianto illuminotecnico. Questo per farvi capire che è stato salvaguardato il più possibile i colletti delle piante, le radici delle piante che non devono essere toccate o tagliate, soprattutto quando sono piante che sono lì da tantissimo tempo e quindi hanno affondato le loro radici e hanno esplorato tantissima parte del terreno che gli sta intorno. E questa è la pavimentazione, per esempio, fatta attorno al colletto di questo pino, in cui sono state fatte praticamente zero escavazioni e nessun tipo di massetto per non soffocare l'apparato radicale che stava sotto. Questa è un'immagine appunto del giardino poi finito. C'è anche un laghetto. Ecco, non abbiamo parlato, non ho toccato l'altra volta l'argomento dei giardini d'acqua, ce ne sarebbe tantissimo da dire, perché l'elemento acqua in giardino è fondamentale, magari non un laghetto di queste dimensioni, ma anche semplicemente una piccola fontana che può attirare e può dare refrigerio all'avifauna, piccoli mammiferi, oppure appunto l'immagine dei giardini precedenti della classica piscina che poi possiamo usare noi utenti umani, insomma, del giardino. Queste sono sempre immagini appunto della costruzione di questo giardino che io ho messo tra le caratteristiche di un giardino all'italiana, quindi siepi formali, suddivisioni molto rigide, diciamo così, e questo per aiutare ovviamente l'utente a muoversi in maniera molto facile e c'è una percezione immediata dalle piscine, dall'albergo, dalle dependance, di tutto quello che è il parco intero di questo hotel. Questa è una composizione ovviamente in cui l'albero ad alto fusto è una palma. Abano ci permette anche delle cose un po' particolari, che è come piantare la cicas in terra e vederla rigogliosa e non, diciamo così, non patire del freddo invernale, e questo dovuto ovviamente all'acqua termale che riscalda, diciamo così, il terreno sottostante. Questo è un altro esempio invece che ovviamente non è mio, ma che è molto famoso, che ricorda il giardino barocco ai nostri giorni, ecco. È il labirinto dell'Amazone, siamo a Fontanellato, appena fuori Parma, e Franco Maria Ricci, che tra l'altro è mancato da poco, ha costruito su quella che era una sua proprietà un disegno di un edificio che è diventato un museo che ospita la sua collezione, ma all'intorno questo labirinto formato di bambù. Allora, diciamo così, l'elemento labirinto ci porta ai giardini barocchi, l'elemento bambù ci porta un po' a quello che è il giardino orientale, ma anche un po' a una cosa un po' esotica e contemporanea, diciamo così. Sono stati usati 200.000 piante di bambù. Ecco, quando dico piante dico già un'inesattezza, nel senso che il bambù
è considerato, cioè quando noi lo immaginiamo e pensiamo che appunto sia un cespuglio, stiamo già commettendo un errore. Il bambù, o comunque tutta la famiglia dei Philostachys, sono delle erbe, ed è per questo che sono profondamente invasive, nel senso che noi quando piantiamo una pianta, un vaso di bambù, stavo sbagliando anch'io, non faccio altro che piantare un cespo, un culmo di un'erba che grazie a un rizoma si propaga e fa nascere un nuovo culmo, quindi una nuova zolla, e questo continua ininterrottamente la sua crescita fino a che non trova qualcuno che lo delimita. Quindi utilizzare i bambù nei nostri giardini è qualcosa di molto rischioso. Dobbiamo essere coscienti, conoscerlo bene, delimitarlo bene e dargli tutte quelle diciamo così, aiuti per farlo sembrare rigoglioso e senza farcelo scappare dal disegno che noi abbiamo voluto. Vi consiglio di andarlo a vedere, ci sono stata un po' di anni fa, è stato inaugurato nel 2015 ed è un'esperienza, diciamo così, non solo visiva, ma anche ovviamente sensoriale, che è legata poi a qualcosa di ancestrale, che è l'immagine appunto del labirinto. Questo è un rimando ovviamente invece a quello dei passaggi che avevo citato l'altra volta nei giardini barocchi. Un altro esempio che vi porto stasera è famosissimo, è il Giardino della Mortella, siamo a Ischia, qui praticamente nel 1960, sì esatto, Lady Walton commissiona a Russell Page, un famosissimo paesaggista, di progettare questo giardino. Allora noi siamo in una situazione, Ischia, di clima mediterraneo, quindi di un clima mite, ma qui lui ha osato l'introduzione di molte specie che non sono tipiche della zona, ma che sono state acclimatate, e tanto è vero che questo non viene chiamato proprio giardino, è quasi più una sorta di giardino botanico, ortobotanico. Allora questo è relativamente recente, 1960, ma qui nelle nostre zone vi faccio l'esempio dei giardini Parolini a Bassano, che appunto non era un giardino ma era un orto botanico voluto da Parolini. Quindi è anche questa un'usanza, una tipologia insomma di costruzione del giardino che si trascina nei secoli. Prima perché le piante ovviamente venivano portate dai viaggi più così avventurosi, adesso perché comunque la gente vuole piantare nel proprio spazio la rarità, la cosa inconsueta, e quindi è un giardino all'inglese, diciamo così, perché è un giardino naturalistico, però è quasi un mettere insieme un sacco di cose strane, un po' una Budenkammer di cose esotiche non conosciute, no? È un bellissimo giardino, anche questo se vi capita. Famosissima è come si chiama, la Victoria House, che è questa praticamente serra dove viene coltivata la Victoria amazzonica, che è questa ninfea dalle foglie grandissime che addirittura tiene il peso di un piccolo uomo, insomma di un bambino. Altro esempio che vi porto stasera è il cimitero Brion ad Altivole. Questo è un cimitero, però può essere considerato anche, anzi è considerato un giardino. Allora, viene progettato da Carlo Scarpa nel 69, doveva essere prima una tomba di famiglia, poi lui chiede uno spazio un po' più grande, si allarga e ne costruisce addirittura un tempio, un padiglione sull'acqua, e tutte questi, diciamo così, organizzazione degli spazi ci riporta ovviamente al giardino giapponese, o comunque a una concezione di tipo orientale.
Noi come azienda ci siamo occupati del restauro, quindi ho avuto modo anche di vedere un po' di disegni che Carlo Scarpa aveva fatto del giardino, quindi non si è occupato solo dell'architettura, ma ha proprio immaginato il verde come parte piena di questo complesso. E anche qui ha utilizzato gli elementi, vabbè, il bambù nella zona dell'isola del Tempetto, il bonsai all'interno del padiglione, il laghetto è ricoperto di ninfee e fior di lotto. Ho messo solo questa immagine, sì. L'ingresso, c'è questo cedro atlantica pendula che fa da tenda che l'ospite che entra deve spostare prima di accedere all'ingresso. Questo è un altro piccolo giardino di Scarpa di cui mi sono occupata, sta al padiglione centrale in biennale. Questo per dirvi che giardino è anche cosa? Una piccola stanza davanti mura in cui con una vasca d'acqua e dei segni di verde diventa un piccolo cosmo dove poter stare, meditare, osservare. Queste sono le foto prima del restauro, questo è durante il restauro e questo sono ovviamente dopo l'inserimento delle specie più corrette per lo spazio dove ci trovavamo. Bene, questo è l'escursus che io avevo preparato per questa sera, vi chiedo se ci sono domande, come sempre sono tutto un piatto, quindi non so se avete dei dubbi, se qualcuno ha scritto nel frattempo. Allora, io non vedo niente scritto in chat. Devo dire che è bello, almeno per quanto mi riguarda, vedere che come comunque il concetto di giardino e in generale, insomma, sia bello proprio considerarlo proprio nella vita nostra di tutti i giorni e non semplicemente come il parco o il giardino monumentale. Perché comunque no, alla fine noi siamo circondati da queste bellezze, però è anche importante guardare il proprio giardino per una volta in chiave positiva, giusto? Anche perché poi lo dico sempre, noi facciamo un lavoro che magari su noi stessi, per il nostro piacere, sul nostro giardino, ma regaliamo bellezza a tutti, perché poi lo vedono tutti o dall'alto o di passaggio e quindi regaliamo bellezza anche agli altri. Quindi è molto importante, ecco, il giardino Sì. nella vita di tutti i giorni e nella nostra vita anche sociale. Io ho vissuto in Svizzera e devo dire che mi piacciono molto i giardini in Svizzera perché sono molto rigogliosi, a differenza dei nostri, hanno proprio una finta spontaneità, non so se riesco a spiegarmi. Magari da noi sono più curati, cioè c'è ancora un po' forse questa cultura del giardino all'italiana dove tutto deve essere proprio perfetto. Ma infatti è interessante vedere in giro per l'Europa, come spesso anche in America, ma anche in Olanda, io ho visto, non ci sono le siepi, no? Non c'è questa chiusura, la privacy, questo è mio, no? Il giardino è aperto, è coltivato, ci sono i fiorellini, ci sono le piante, ma è aperto a tutti, chiunque passa in bicicletta e se lo gode, lo vede, poi magari c'è una parte più riservata, magari nel retro della casa. Però anche questo fa parte, come abbiamo visto prima, di un'evoluzione sociale e di un sentire lo spazio esterno che è importante come la nostra casa, insomma. Ecco. Ma infatti, alla pari. Aspetta che è arrivata una domanda. Katia chiede se conosci un altro esempio di giardino d'acqua particolare in Veneto. Altro, aspetta, fammi pensare che ovviamente, allora tutti quanti i giardini, diciamo così, storici, la presenza dell'acqua è fondamentale, quindi dalle peschiere ai laghetti, il sistema acqua è molto importante. Tra l'altro lo vedremo nella nostra uscita a Villa Imperiale, perché appunto il sistema acqua è importantissimo. Sto pensando a dei giardini d'acqua.
adesso così non mi viene in mente niente, vi suggerisco un paio di vivai, di acquatiche, Eta Beta che è in Piemonte, Hydrophyllum che è qua a Cittadella, in cui insomma c'è la coltivazione di infeltro, di rotolo, quindi potete andare a vedere la coltivazione e allo stesso tempo vedete una consociazione di piante d'acqua. Mi spiace che non mi viene. Giusto di ripetere il nome Si chiama di quella cittadella. Hydrophyllum, quello Hydrophyllum. sì. Poi ce n'è uno in zona Vede Lago che si chiama Arborea Farm, Eta Beta invece è quello in Piemonte. E poi ce n'è anche uno a Castelfranco che si chiama Lilium Acque. Vabbè, penso che in internet se cercate vivai di acquatiche poi sono informazioni che riuscite a trovare. Forse va a San Zibio con l'elemento del frontale, diciamo, di accesso con l'elemento acqua, è molto interessante, ecco, questo mi verrebbe da dire. Oppure famosissimi sono i giardini di Ninfa che sono fuori Roma, e anche lì il sistema acqua è importantissimo, ma non è un vero e proprio giardino d'acqua. Quindi, beh, il nostro orto botanico a Padova ha delle bellissime vasche d'acqua nell'ampliamento nuovo. Basta, non mi viene in mente, perché sono stanca adesso. Tranquilla, ma casomai se vuoi lasciarci anche qualche informazione in più, se ti viene in mente, scrivimi, poi dopo io inoltro a Katia le tue informazioni. Assolutamente, assolutamente. Bene, allora, se non ci sono altre domande, niente, io ti ringrazio tantissimo, Pamela, e ricordo a chi è ancora presente che appunto, se magari si è connesso dopo, c'è l'uscita con Pamela al giardino della ex Villa Imperiale a Galera Veneta il 12 di giugno. Abbiamo appunto tanti turni di visita, quindi niente, vi aspettiamo a questo punto. E grazie ancora, sai Pamela. Grazie a voi. E buonanotte. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao.